Benissimo. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Mi fa molto piacere parlare qui davanti a voi, anche se qui da questo palco mi è capitato più volte di parlare, anche nella manifestazione poco fa citata di Chiaramente Scienza e in altre occasioni, ma è la prima volta che parlo come socio di questo istituto, per cui ne sono molto lieto. Allora, il caso Guattari, l'evoluzione umana in Europa e Neanderthal in Italia, come si capisce dal titolo, intorno a questo sito preistorico che si chiama Grotta Guattari e intorno ai reperti fossili umani che vi sono stati rinvenuti, ruotano diverse questioni che ritengo interessanti perché ci consentono di parlare un po' di tanti aspetti di quella umanità estinta che riferiamo alla specie Homo neanderthalensis. Perché appunto avremo modo di parlare un po' delle origini di questa forma umana, avremo modo di parlare del caso particolare storicamente ormai ben consolidato di Grotta Guattari, dei nuovi fossili rinvenuti nello stesso sito e di un paio di ricerche che mi vedono coinvolto e che sono state pubblicate proprio l'anno scorso, una sulla rivista che si chiama Evolutionary Anthropology, un'altra su un altro journal internazionale importante che si chiama Paleoanthropology. Allora, Monte Circeo. Monte Circeo è quel promontorio a centinaia di chilometri a sud di Roma, lungo la costa, che fa parte di un'area fino a 100 anni fa paludosa e infestata dalla malaria e oggi appunto Parco Nazionale del Circeo. Tutto questo avvenne dopo le bonifiche effettuate durante il ventennio fascista che diedero modo a un personaggio che ricorrerà più volte in questa nostra chiacchierata di oggi, il barone Alberto Carlo Blanc, che dopo un'importante scoperta di un Neanderthal fatta a Roma, in un sito che si chiama Sacco Pastore, si sposta proprio verso il Circeo grazie ai lavori di bonifica che rappresentavano per lui una sorta di sezionamento a costo zero delle pianure alluvionali della costa tirrenica del Lazio centro-meridionale e quindi una preziosissima fonte di informazione per le stratigrafie e quindi il passato, diciamo, di questa zona. È così che Blanc, Alberto Carlo Blanc, riscopre fondamentalmente per la scienza delle grotte che ai locali erano ben note. Pensate che quello che si chiama il quarto caldo del promontorio del Circeo, il versante bagnato oggi dal mare, è costellato da una quarantina di grotte, alcune svuotate dall'azione del mare dopo la fine dell'ultima glaciazione, altre invece ancora conservano dei depositi precedenti, quelli dell'ultima glaciazione o quelli anche più antichi. Qua ve ne ho rappresentate giusto 3 esempi: la grotta del Fossellone, la grotta Breuil, in nome di un famoso preistorico francese. È una grotta a me particolarmente cara perché abbiamo lavorato lì per una decina d'anni e come vedete è una grotta che ha oggi accesso esclusivamente dal mare, quindi oltre che come archeologi e paleontologi ci siamo dovuti, diciamo, inventare anche un mestiere da marinai praticamente, oppure appunto la grotta Guattari, che vedete lì rappresentata come era prima del 1989, se non ricordo male. Vedete c'è una brutta chiusura un po' da cantiere. Grotta Guattari ha una storia interessante, molto interessante, che purtroppo per i tempi, per colpa del Presidente, insomma, soprattutto, che abbiamo, non posso raccontarvi per esteso, ma è una bella storia, la storia di una scoperta innanzitutto casuale. Grotta Guattari era stata occlusa da una frana 50.000 anni fa circa e nel 1939, vi faccio vedere qualche immagine, questa grotta viene riaperta per caso dai lavori di un gruppo di operai che lavoravano
al soldo di questo Alessandro Guattari, un albergatore, antiquario, e penetrano Guattari e i suoi operai all'interno di questa cavità con una torcia e a un certo punto in un antro scoprono quello che qui è rappresentato in un'immagine dell'epoca, un disegno dell'epoca, il cranio del Neanderthal che avete visto nella prima slide che vi ho mostrato. Su questo, appunto, ci sarebbe un lungo racconto da fare riguardante l'ipotesi che Alberto Carlo Blanc, informato il giorno dopo della scoperta della presenza di questo cranio e recatosi lì a recuperare il cranio stesso, non potendo fare una foto perché non aveva con sé il magnesio, come scrive lui stesso in un articolo, quindi non poteva scattare con il flash come si poteva fare all'epoca, per questo fece fare poi un disegno che è quello che vedete qui alla vostra destra. Bene, Blanc su questo cranio mancante della base, vedete ha un'apertura nella base del cranio, all'interno di un fantomatico cerchio di pietre annerite, costruisce la teoria del cannibalismo rituale o cerebrofagia rituale. Un articolato insieme di deduzioni lo porta a pensare che questa grotta fosse stato un luogo dove i Neanderthal svolgevano dei riti cannibalistici, sì, ma illustranti una sorta di spiritualità, no? Nell'appropriarsi del cervello, per questo cerebrofagia, di un loro simile, acquisendone di conseguenza alcune caratteristiche particolarmente interessanti. Ora, tutta questa teoria del cannibalismo rituale, che rientra in una idea molto condivisa, soprattutto nella seconda metà del Novecento, sulla spiritualità, il pensiero simbolico dei Neanderthal, cade, o meglio, prima figura per 50 anni su tutti i libri di testo, no? Questo disegno che qui vi ho riportato lo trovate in qualunque libro di preistoria in tutto il mondo, a testimoniare della spiritualità del mondo dei Neanderthal. Ma questa teoria cade nel 1989, proprio 50 anni dopo esatti, in occasione di un convegno che noi organizzammo lì da quelle parti, dove convennero una serie di studiosi che proprio nel corso degli anni '80 avevano riconsiderato il caso di Grotta Guattari ed erano arrivati alla conclusione, torno a dire, ci sarebbe molto da raccontare, che nessuno degli elementi a favore della teoria del cannibalismo rituale era solido e che quindi quel sito era piuttosto da considerare una tana di iene in cui la spiritualità, i Neanderthal c'entravano soltanto, diciamo, quasi per caso. Ci rimane un cranio, che è quello che vedete lì in alto a destra, straordinariamente rappresentativo della morfologia dei Neanderthal, come vedremo anche più avanti. I Neanderthal sono una forma umana particolarissima. Quel cranio dimostra chiaramente tutte le caratteristiche proprio più tipiche di questa forma umana che è estinta anche se, come si dice sempre, un po' del loro DNA è rimasto dentro di noi, ma in realtà le loro caratteristiche non sono minimamente rappresentate negli 8 miliardi e mezzo di esseri umani che ci sono oggi su questo pianeta. Quella morfologia lì, con questo cranio allungato, sporgente all'indietro, con quella curiosa crocchia, come viene chiamata effettivamente, quello scignon osseo, questi rilievi supraorbitari, il prognatismo mediofacciale, tutta un'altra serie di caratteristiche sono assolutamente assenti nella variabilità umana attuale e anche in tutta la variabilità di Homo sapiens da quando esiste la specie, la nostra specie. Guattari, così si chiama questo cranio, Guattari 1, si associò in quegli anni, tra l'altro, a delle scoperte avvenute quasi un decennio prima, almeno il primo dei due reperti, a Saccopastore, quei due crani che vedete lì sulla sinistra. E tuttora questi 3 reperti, 2 rinvenuti a Roma, Saccopastore, e 1 al Circeo, vicino Roma,
oggetto di studio di Alberto Carlo Blanc, che abbiamo citato prima e vedete adesso in foto, insieme a Sergio Sergi, che fu l'antropologo della Sapienza, che si occupò dello studio proprio morfologico di questi reperti e l'interpretazione filogenetica. Bene, questo piccolo campione rappresenta e ha rappresentato quasi per tutto il Novecento ciò che di meglio da questo nostro paese sia venuto in termini di fossili umani appartenenti a specie diverse dalla nostra. Si aggiungono le 2 mandibole di Grotta Guattari, perché sì, nel 1939, quando fu scoperto il cranio, era stata scoperta anche una mandibola, anche questa c'è una storia curiosa, in realtà era stata sottratta dalla cuoca di Guattari, infilata nel suo grembiule e poi restituita 2 o 3 giorni dopo la scoperta a una visita di Sergi e di Blanc. E quindi non sappiamo esattamente dove stesse proprio nella grotta, ma insomma si parla, Blanc scrive nei suoi report di una decina di, alcuni decimetri, dice, a distanza del cranio. E poi nel 50 una seconda mandibola viene scoperta all'esterno della grotta da un personaggio che credo a molti di voi sarà noto, che era il compianto professor Antonio Ascenzi, che fu un grande anatomopatologo, oltre che paleoantropologo per diletto, visto che era stato allievo di Sergio Sergi. Bene, questo è un po' il campione, che però si inserisce in un campione più ampio, che è quello dei Neanderthal e degli ante-Neanderthal italiani, che qui sono un po' descritti, vedete tutti questi puntini, sono i siti in Italia dove sono stati rinvenuti resti fossili di forme umane riferibili alla specie Homo neanderthalensis o ai loro antenati, quindi forme del Pleistocene medio superiore, come si dice tra gli addetti ai lavori, no? Tutto questo è riportato in un catalogo che pubblicammo anni fa come supplemento del JAS, così si chiama adesso la rivista di antropologia, la storica rivista di antropologia fondata da Giuseppe Sergi alla fine dell'Ottocento e oggi chiamata Journal of Anthropological Sciences, che ha, devo dire, anche un notevole impatto bibliometrico. Questo insieme di puntini trova poi nel Lazio, nella regione da cui provengo, Roma e dintorni, una serie di evidenze piuttosto importanti che vanno anche indietro nel tempo. Più indietro dei Neanderthal, oltre ai Neanderthal di Grotta Guattari, al cranio e mandibole, ai 2 ante-Neanderthal di Sacco Pastore a Roma, ci sono delle forme ancora più arcaiche, come soprattutto spicca lì in alto a sinistra il cranio di Ceprano, che è un fossile che possiamo riferire a una specie che molti di noi oggi continuano a chiamare Homo heidelbergensis, perché è il nome che agli inizi del Novecento venne dato a questa umanità antecedente in Europa ai Neanderthal, in Africa a noi, Homo sapiens, e in Asia ai cosiddetti, per chi li conosce, Denisova. Bene, questi fossili del Lazio e dell'Italia in genere costituiscono un esempio molto chiaro di un fenomeno che conosciamo anche per il resto dell'Europa e che prende il nome di accretion model, un modello di acquisizione progressiva, così potremmo chiamarla, dei caratteri dei Neanderthal. Cioè, la caratterizzazione che abbiamo visto poco fa nel cranio di Grotta Guattari, quella caratterizzazione molto tipica di una morfologia di un Neanderthal cosiddetto classico, viene acquisita progressivamente, potremmo dire, nel corso del Pleistocene medio, nel corso quindi di centinaia di millenni, diciamo grosso modo da mezzo milione di anni fa fino all'estinzione dei Neanderthal, che è 40.000 anni fa. Bene, questa caratterizzazione avviene progressivamente in base a un modello che appunto si chiama accretion, no? Accretion proprio accumulo dei caratteri neandertaliani. È un modello che è basato su, come riferiscono qui Oakes e Wolpoff in un vecchio lavoro del 2001, in una successione di eventi di contrazione delle popolazioni umane nel corso del Pleistocene medio. Gli ante-Neanderthal vengono contratti dai fenomeni glaciali verso la parte meridionale del continente e costretti in piccole popolazioni relativamente isolate tra loro, tanto da favorire la formazione di novità genetiche importanti, quindi di caratteri anche fenotipici che diventano sempre più caratteristici,
che poi riesplodono a livello continentale nelle successive fasi interglaciali, come qui è rappresentato in maniera molto schematica, dove si vede appunto caratteristiche dei Neanderthal che nelle popolazioni precedenti ai Neanderthal stesse si diffondono raggiungendo varie aree del continente, fermo restando che altre invece, come nel caso di Ceprano, rimangono relativamente isolate per la presenza di barriere geografiche, come possono essere il combinato disposto, come si dice in linguaggio legale, tra Appennini e Alpi. Morale della favola: alla fine della fiera si arriva alla caratterizzazione tipica dei Neanderthal e anche la loro ampia diffusione, che da forma tipicamente europea diventa anche distribuita in Vicino Oriente e verso la Siberia, no? Fino ai Monti Altai, al confine tra la Siberia e la Mongolia. È quindi un fenomeno che possiamo anche riassumere in con quest'altra diciamo, visualizzazione, no? Il graduale accumulo di caratteri morfologici distintivi attraverso una successione di crisi che sono inizialmente climatiche, dunque ambientali, cioè le glaciazioni, e i ricorrenti bottlenecks, come li chiamiamo frequentemente, no? Questi colli di bottiglia dove si combinano tra loro due fenomeni che in biologia evoluzionistica conosciamo molto bene, cioè gli effetti della selezione naturale, in questo caso a favore di caratteristiche legate ad adattamenti al clima freddo, e fenomeni di deriva genica, no? Quindi caratteristiche che si accumulano anche senza che abbiano un effettivo, diciamo, significato adattativo. Vedete, ci sono queste cadute rappresentate da quelle sfere azzurre, no? Che vi rappresentano bene come dalle caratteristiche di una specie più arcaica, Homo heidelbergensis, portano progressivamente alla caratterizzazione di quella che è la morfologia dei Neanderthal, per quanto riguarda il postcranio, lo scheletro intero, e anche soprattutto per quanto riguarda il cranio, ma su questo non mi soffermo perché anche per motivi di tempo, ma insomma magari ci torniamo tra un attimo su questo. Bene, questo fenomeno che va a costituire la morfologia tipica di questa umanità molto particolare, che sono appunto i nostri fratelli estinti della specie Homo neanderthalensis, tanto vicini a noi per certi aspetti genetici, tanto che quando poi ci siamo ritrovati con loro ci siamo anche ibridati in certe occasioni, anche se furono ibridazioni evidentemente interspecifiche che hanno lasciato soltanto piccole tracce del loro genoma nel nostro. Dicevo, tutti questi caratteri nella letteratura di 150 anni, perché noi su Neanderthal ci lavoriamo dal 1856, cioè da quando fu scoperto il primo Neanderthal, sono sempre stati un po' visti, secondo noi erroneamente, come tanti caratteri isolati. La forma dei rilievi supraorbitari, la forma dell'occipite, dello scignone, del toro occipitale, la forma dell'arcata zigomatica, il prognatismo mediofacciale, tutta una costellazione di caratteristiche che noi abbiamo in un lavoro recente, che è quello che vi sto mostrando ora, discusso ritenendo che queste caratteristiche invece facciano parte di un insieme composito e coordinato di caratteristiche, cioè c'è un'integrazione morfologica e funzionale tra queste varie caratteristiche e abbiamo anche ritenuto di poter individuare una specie di successione funzionale di queste. Il tutto è partito da un'analisi piuttosto estesa che abbiamo realizzato con alcuni colleghi che vedete indicati lì nella prima pagina di questo articolo comparso pochi mesi fa, in fondo, alla fine dell'anno scorso, dove abbiamo innanzitutto fatto un grosso lavoro di rassegna di questi caratteri dei Neanderthal. Significa prendere in considerazione decine e decine, direi centinaia di lavori scientifici che si sono accumulati nel corso di un secolo e mezzo. Come vedete in questa immagine assolutamente riassuntiva di queste caratteristiche, abbiamo diviso in aree morfologico-funzionali che hanno a che fare soprattutto, e su questo ci siamo concentrati, con
la parte occipitale del cranio, la base del cranio e la parte anteriore, cioè la mandibola e la faccia e il facciale superiore. Perché ci siamo concentrati su queste caratteristiche e non tanto su quelle della volta del cranio? Per il semplice fatto che queste sono quelle che compaiono per prime. Cioè nel fenomeno dell'accretion, nel modello dell'accretion che vi ho citato poco fa, che ha un riscontro oggettivo nei fossili raccolti in Europa precedenti alla comparsa delle caratteristiche neandertaliane più tipiche, è proprio nella regione occipitale, basale e facciale che si accumulano precocemente caratteri da Neanderthal, mentre quelli che hanno a che fare con la volta cranica e col grande sviluppo del cranio dei Neanderthal avvengono soltanto in un ultimo step. Che tipo di coordinazione, di correlazione, ma io direi proprio di relazione consecutiva, noi l'abbiamo chiamata una cascata funzionale, abbiamo trovato? Abbiamo trovato che probabilmente tutto parte dal collo. Molti dei caratteri dei Neanderthal che hanno a che fare soprattutto, non tanto con il cranio quanto piuttosto con il tratto cervicale della colonna vertebrale, ma anche alcuni caratteri della base, alcuni dei caratteri che hanno a che fare con il forame occipitale e poi soprattutto le indicazioni che ci vengono dai canali semicircolari, quelle strutture miniaturizzate dell'orecchio interno che hanno a che fare con la propiocezione, che conosciamo soltanto da pochissimi decenni, perché per studiare quelli ci vuole la tomografia computerizzata, cioè bisogna poter sezionare virtualmente l'orecchio interno e poi ricostruirlo in 3D in modo digitale. Bene, anche nei canali semicircolari dell'orecchio interno i Neanderthal sono delle creature uniche, proprio nell'ordine dei primati addirittura, non solo rispetto alla nostra specie. Per la disposizione di questi 3 canali che vedete si orientano nei 3 piani dello spazio e anche per l'abbassamento del forame posteriore. Tutto indica, colonna cervicale, canali semicircolari ed altro, indica un collo particolarmente bloccato, un collo massiccio a tal punto da limitare moltissimo i movimenti, come c'è scritto qui, di flexo-estensione del collo stesso. Se le cose stanno così, e sembrerebbe proprio che le cose stanno così, gli altri caratteri tipici dei Neanderthal, piuttosto che essere visti come caratteri isolati, sono una conseguenza di questo fenomeno, perché hanno a che fare con due aspetti funzionali fondamentali, che sono la masticazione e la respirazione, che non potrebbero funzionare adeguatamente se tutta la parte anteriore del cranio, cioè la faccia sostanzialmente, non si fosse portata in avanti, dato il collo molto rigido. Da qui alcune caratteristiche assolutamente tipiche della mandibola dei Neanderthal o quello che tutti chiamiamo prognatismo mediofacciale. E quindi insomma io tengo molto a questo lavoro che è uscito pochi mesi fa, ancora si devono vedere un po' gli effetti nella letteratura specialistica, ma credo che sia lo dico un po' così, senza malcelato orgoglio, come una piccola svolta, no? Nel modo di guardare ai caratteri di questa specie umana estinta, non come tanti caratteri isolati, ma come un insieme composito e integrato che ha una sua consecutio funzionale. Tanto da arrivare poi a quelli che sono i caratteri tipici dei Neanderthal, che qui vi ho proprio indicato proprio sopra il cranio di Guattari 1, che è effettivamente un caso proprio paradigmatico, vorrei dire, della morfologia finale, no? A cui porta questo fenomeno. E poi ho le altre cose da dirvi, ma non sono molte, quindi credo addirittura di stare prima dei tempi e magari abbiamo tempo per un po' di discussione, perché poi c'è l'altra novità interessante di cui vi volevo parlare, è quella che è venuta alle stampe, anche in televisione, una famosa, almeno nel nostro ambiente, famosa conferenza stampa del giugno del 21, quando appunto quel signore lì,
col mio collega dell'Università di Tor Vergata, Mario Rolfo, ed altri colleghi, annunciano al mondo che a Grotta Guattari, dopo le scoperte del 39 e del 50, erano avvenute molte altre scoperte fortunate in un particolare recesso del sistema carsico della Grotta Guattari, che si chiama Antro del Laghetto. Proprio perché si chiama Antro del Laghetto, lì c'è sempre una pozza d'acqua, soprattutto nella stagione invernale si allaga letteralmente lì la grotta, e nel tempo si è andata formando una crosta stalagmitica, uno speleotema, che ha praticamente occultato la presenza di molti reperti che per circostanze relativamente casuali nel 19 sono andate a essere intercettate, perché si decise proprio verso il 18-19 che erano gli 80 anni tra l'altro dalla scoperta di Grotta Guattari, che era avvenuta nel 39 del secolo scorso, si decise di fare qualche saggio di scavo in vista di una musealizzazione più decente del sito stesso. Fu incaricato proprio Mario Rolfo di condurre questi scavi e da questi è venuto fuori una quantità di nuove informazioni che non erano assolutamente così, previste, tanto da far gridare a quello straordinario al ministro dei beni culturali di allora, Dario Franceschini. Questi reperti sono tanti, includono un cranio quasi completo, anche se privo della faccia, un altro cranio parziale e così via. Ma purtroppo per una serie di circostanze, da quando la scoperta all'anno scorso, sono stati un po' trascurati, diciamo così, da avventure legate a anche qualche conflitto di competenze, qualche incomprensione tra il mondo della ricerca e quello della conservazione. Insomma, purtroppo sono cose che siamo abituati a raccontare, abbiamo visto storie molto simili a Ceprano come ad Altamura. E poi l'anno scorso c'è stata la svolta, legata più che a un'attività di ricerca a una mostra, un'esposizione, tra l'altro molto bella, che vi consiglio di visitare a Roma. È stata inaugurata proprio pochissimi mesi fa, alla fine di metà dicembre dell'anno scorso, tra l'altro lo stesso giorno in cui usciva un articolo che adesso vi mostrerò. Una mostra che abbiamo curato, è un comitato scientifico piuttosto ampio, che include anche figure di altissimo livello del Ministero della Cultura, tra cui il direttore generale o direttore di dipartimento Luigi La Rocca. E questa mostra, insomma, la potete visitare in dei nuovi locali dell'ex Museo Pigorini, oggi Museo delle Civiltà, che sta all'Euro. E in essa sono proprio esibiti al pubblico sia i reperti storici, come Guattari 1, 2 e 3, che vedete lì, il cranio e le due mandibole storiche, così come tutti quelli nuovi che vi ho appena mostrato e che adesso vi farò rivedere. Lo stesso giorno di questa inaugurazione, lo stesso comitato scientifico della mostra ha mostrato l'avvio di un nuovo ciclo di ricerche attraverso questo paper pubblicato su Paleanthropology, che è semplicemente l'inizio dello studio dei reperti che sono, guardate, tutti concentrati in questo recesso della grotta ricchissimo di resti faunistici. Tutte le ossa che vedete qua non sono purtroppo umane, sono resti di fauna, ma tra essi ci sono anche i resti umani e sono quei puntini rossi che vedete lì in quel recesso della grotta che si chiama Antro del Laghetto. Lo vedete anche più chiaramente nella topografia della grotta stessa, nel riquadro in alto a destra. Ve li mostro brevemente e poi abbiamo finito, anche perché le ricerche sono di fatto appena iniziate. Quel lavoro che vi ho appena mostrato è l'apertura delle danze, diciamo così, per quanto riguarda lo studio analitico di questi reperti, che si va a incastonare all'interno dello studio poi di tutte le altre evidenze raccolte nella grotta, che sono di carattere geologico, paleontologico e archeologico.
avendo anche restituito delle date interessanti, intorno a 60.000 per i depositi interni alla grotta e intorno a 100-110.000 all'esterno della grotta stessa. La grotta ha tutta una storia che potremo meglio raccontare appunto con lo sviluppo delle ricerche. Questo è quello che abbiamo dovuto chiamare, dovuto nel senso che ci sono delle regole con cui i fossili vengono denominati in base alla data della scoperta. Quindi il primo di questo nuovo ciclo è Guattari 4, che come vedete è un cranio parziale, anzi più che altro un frontale umano. Poi ci sono il 6, l'11 e il 13 che sono un occipitale diciamo giovanile, una porzione di mandibola e un mascellare. Poi c'è il reperto più significativo forse, che è Guattari 17, che è questo cranio parziale, nel senso che manca della faccia, è quello che noi tecnicamente chiamiamo un calvario, che ha delle caratteristiche particolari che non sono immediatamente sovrapponibili a quelle di Guattari 1, per cui qui ci sarà qualcosa da capire sulla variabilità interna a questo campione. E fin qui i reperti cranici. Poi ci sono i reperti del postcranio, questo radio, Guattari 5, un femore mangiucchiato dalle iene con i segni evidenti delle iene che si chiama Guattari 7, e poi portano dei numeri diversi, queste due porzioni di ossa dell'anca, una destra e una sinistra, che verosimilmente sono dello stesso individuo e potrebbe essere un individuo di sesso femminile, ma dato che lo studio deve ancora iniziare nello specifico di questo reperto, abbiamo preferito continuare a dargli una numerazione distinta, quindi Guattari 8 e Guattari 10. E poi c'è un piccolo campione di denti che è quello che sta per essere pubblicato. C'è un articolo, diciamo, nella fase finale del processo di revisione della rivista, in questo caso la rivista è il Journal of Human Evolution, e quindi di questo magari se ne potrà parlare in un'occasione successiva. Se volete saperne di più, io scrissi qualche anno fa un libro proprio sui Neanderthal, questo vale come consiglio per gli acquisti, e io avrei finito. Grazie.